Veneto 24, te lo do io il Veneto. Il programma nostro si chiama Te lo do io il Veneto, ma questa fascia potrebbe chiamarsi Te lo do io Antonio De Poli. Cioè tutto quello che avete voluto chiedere ad Antonio De Poli, ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere al segretario nazionale dell'UDC, cioè dell'Unione dei Cattolici di Centro, potremmo chiamarla così. Ed è adesso una ghiotta occasione per me. Allora, De Poli, hai 8 minuti, ti do del tu perché ci conosciamo da quando entrambi non avevamo i capelli bianchi, per cui sono passati un po' di anni. 2-3 dai. Cerca miseria. Voglio intanto farti una domanda. Non hai mai avuto nostalgia della regione? Tu hai fatto una carriera politica splendida, sei il segretario nazionale di un partito che, seppur piccolo, però è determinante spesso nel raccogliere i voti di centro nel centro-destra e mantenerlo appunto centro-destra e non con le fughe centrifughe alla Vannacci, farlo diventare un partito di destrona, e però tu avevi iniziato facendo molto bene, prima il sindaco e poi ancora meglio dal mio punto di vista, forse perché io essendo di Padova, voi di Carmignano non vi calcolo nemmeno, ma l'assessore regionale con una delega importante che è tornata con questa legislatura aperta appunto da Alberto Stefani presidente, l'assessore al sociale. Non ti manca un po' quel far accadere le cose per il territorio? Ma direi di sì, assolutamente sì. Le mie esperienze più formative, fra virgolette anche più importanti, le più belle, sicuramente l'inizio del sindaco, perché lì impari, capisci, sei a contatto tutti i giorni con i cittadini eccetera, con i problemi e con le difficoltà che fa il sindaco a dare risposte rapide. Dalla buca della strada, per banalizzare, alla parte più importante della vita delle persone della tua comunità, passando per tutto il resto. E l'altro aspetto che è stato per me un grande insegnamento di vita oltre che di politica è stato l'assessorato alle politiche sociali e sociosanitarie. È un assessorato straordinario per quello che volontariato, non profit, quindi tutto quel grande mondo che appartiene alla comunità e alla vita nostra di tutti i giorni. E che tu hai fatto nascere, perché non c'era molto prima di te. Diciamo che è stata un'esperienza straordinaria che mi ha insegnato, mi ha fatto capire tantissime cose, d'altronde nella vita si impara. Io credo di esserci entrato soprattutto sui grandi mondi della disabilità, della sofferenza, del volontariato, degli anziani, cioè tutto quello dell'infanzia e adolescenza. O ci credi, però è un mondo che devi crederci, cioè se non ci credi tu puoi far bene il tuo lavoro, assolutamente sì, però lo fai esterno, sì, certo. In senso così molto, molto freddo, ecco. Se ci credi ci entri e ti innamori, ecco, è un mondo di cui, passatemi questo termine, mi sono innamorato, nonostante che non lo segua direttamente più, continuo a seguirlo come fattore di impegno politico e personale, perché credo che sia la vita, il futuro di ognuno di noi. È l'assessorato che qualcuno, non fammi dire il nome se mi permetti, diceva che era l'assessorato di serie Z quando l'ho preso io ero il più piccolo, no? In Regione Veneto, quindi ti danno l'assessorato fra virgolette che considerano più debole, meno, dove non ci sono gli appalti, dai, lo dico, la malizia ce la metto io, visto ecco, con chi governavi all'epoca. Io invece ho fatto diventare questo assessorato, questa è una cosa, se mi permetti di dirlo perché è un orgoglio, un assessorato di serie A, certo, a quei tempi, ed è stata la cosa più bella, che ancora oggi trovo delle persone, tu pensi che trovo delle persone oggi che avranno 40 anni, 50 anni, no, forse dei 40 e 50, che mi salutano: ah, sono stato assessore, sono stato con te per quando hai fatto il forum dei giovani. La Madonna, ormai ma voglio dire, ma anche lui con famiglia eccetera, certo. Quindi voglio dire, è rimasto un percorso che una semina bello, però non è stato facile. Per me sarebbe stato il mio, veramente, fare il presidente della regione sarebbe stata la cosa, questa veramente avrei detto di sì. Lo dico al di fuori delle considerazioni attuali, che considero l'attuale presidente un presidente bravissimo, che ha messo al centro le politiche sociali e la persona, eccetera. Quindi sì. perfetto, voglio dire, quasi mi ha rubato
in senso positivo. Guarda, io non ho votato per Alberto Stefani, l'ho detto anche venerdì e me ne dispiaccio già. Se l'avessi conosciuto meglio probabilmente avrei votato per lui, ma si fa sempre in tempo, ho 5 anni per cambiare idea. Un'altra volta io cambio spesso idea. Su di te le persone cambiano, sì, cambiano la politica e la cosa. Io credo che la differenza le fanno le persone. Io su di te non ho mai cambiato idea, Antonio. Sai perché? Perché ti ho conosciuto attraverso gli occhi di una donna molto coraggiosa che so che ti ha perseguitato per degli anni. Si chiama Maddalena Borigo Daniel. Era la fondatrice a Padova, è uno degli esempi da seguire in Veneto dell'ANFAS, che è un'associazione molto importante che ha portato avanti una grande battaglia che è quella del dopo di noi, che è un tema sempre più presente non solo per le persone che nascono disabili, ma anche per le persone che, diventando anziane con problemi di salute, la demenza o anche inevitabilmente anche solo l'età, hanno bisogno di una mano. Tu sei stato un motore di quello che è la legge che ha istituito l'amministratore di sostegno. Saranno passati 20 anni, credo, grosso modo. C'è bisogno di una revisione da questo punto di vista? C'è bisogno di una revisione, ma soprattutto c'è bisogno di avere di riportare questo tipo di politiche nella priorità della politica stessa. Cioè una società che invecchia inevitabilmente ha a che fare con queste tematiche. Tu pensa che l'amministratore di sostegno sai da dove è nato? È nato a Montegrotto, al forum della disabilità europeo che abbiamo fatto a Montegrotto come regione. Me lo ricordo perfettamente. Lì c'era il presidente della conferenza delle regioni e il ministro di competenza. Abbiamo fatto, fra virgolette, l'accordo, nel senso abbiamo trovato la soluzione e è stato votato all'unanimità in Parlamento dopo poco. Straordinario. Su questi temi non ci sono colori, ma ci sono i valori per andare a questo. Perché tu quella roba lì, quando facevi l'assessore, le politiche le facevi nascere dai bisogni che ti venivano portati dalle associazioni Daniel vere. Era una di queste. C'era una di quelle che ti prendeva, ti mordeva come un pitbull. La differenza è che un pitbull prima o poi ti molla, una come la Maddalena non ti mollava mai fino a quando non gli avevi portato il risultato. C'è un altro tema su cui si sta discutendo ciclicamente anche per posizionamenti più che per far accadere le cose, è quello del fine vita. Se ne parla da 20 anni, non è successo nulla, siamo nelle stesse condizioni di 20 anni fa. Come se ne esce secondo te? Perché a me appare che ci sia un muro contro un muro. In Senato cosa sta succedendo? Ma in Senato è ancora bloccato chiaramente in commissione. Io credo che anche lì si debba trovare, al di là delle differenze di posizione che possono essere anche chiaramente personali e non di natura strettamente partitica o politica, perché su queste cose anche all'interno degli stessi partiti ci sono sensibilità diverse. Ci sta. Voglio dire, io credo che su questo si debba lasciare i fattori ideologici da tutte le parti e si deve andare a trovare una soluzione che garantisca da una parte la vita e dall'altra parte quello che è invece un bisogno per caso di qualcuno. Io su questo non ho una soluzione, se devo dire la verità, lo dico alzando le mani. Da una parte sono preoccupato perché ritengo che la vita sia il bene più grande che noi abbiamo, e quindi la preoccupazione è che quando uno si trovi un momento di difficoltà, si possa trovare un momento di difficoltà, sceglie una soluzione diversa, ma solo perché è in un contesto di momento. Quindi ecco, faccio questo esempio e mi fermo qui. Questa è una preoccupazione mia personale. Io perché da assessore alle politiche sociali a quei tempi ho visto delle cose inimmaginabili rispetto a quello che può succedere all'interno della nostra società, e parlo addirittura del Veneto. Voi pensate cosa può succedere in altre parti d'Italia o del mondo. Allora su questo c'è una preoccupazione di reale volontà rispetto al percorso che uno decide di fare, qualsiasi esso sia, e questa reale volontà tante volte viene
tarata, uso questo termine, da altre situazioni, e questa è la preoccupazione che ho, e mi fermo su questa considerazione. Grazie Antonio. Antonio De Poli, un politico che è arrivato in Senato dopo aver fatto il sindaco, dopo aver fatto l'assessore al sociale in regione, e adesso ormai è un questore del Senato di lungo corso. Quando il presidente dice chiamate i questori, tu hai la russa sopra di te. Com'è la russa come presidente? È così cogliaceo come sembra, oppure? Ma quando lo conosci come tutti è una persona invece molto, molto alla mano, molto, anche una simpatia estrema. Quando conduce l'aula però è il presidente del Senato, compiglio. E credo che questo sia corretto e giusto. E immediatamente sotto il presidente ci sono i questori. Il questore è Antonio De Poli. La prossima volta parliamo, a proposito che sei questore, anche di sicurezza. Ti aspetto fra una settimana. Ciao. Ben volentieri, grazie a Veneto 24. Veneto 24, te lo do io il Veneto.